Buongiorno a tutti, io mi presento, sono Cinzia Caminiti, la drammaturga e regista di questo spettacolo che si chiama Libere, Donne contro la mafia, che fa parte di un bellissimo progetto dell'Associazione Teatro della Città insieme al Comune di Catania e al Ministero della Cultura. Di cui siamo veramente orgogliosi e felici di farne parte. Questo progetto prevede degli incontri, dei dibattiti e lo spettacolo teatrale per i ragazzi delle scuole di periferia. Forse è il modo migliore per dare a questo spettacolo il giusto riconoscimento. Questo spettacolo nasce appunto, per quanto mi riguarda, nelle mie intenzioni, per fare conoscere ai ragazzi, ai giovani ragazzi, alcune figure di donne che hanno subito la mafia perché hanno perso i loro cari in modo tragico, ammazzati dalla mafia appunto. Questa cosa qui, che molti ragazzi non sappiano per esempio chi è la vedova Schifani o chi sia la madre di Salvatore Carnevale, mi istruggeva e quindi ho deciso per loro anche, ma per tanta altra gente, di parlarne e quindi fare raccontare a queste donne, dare voce a loro e fare raccontare la storia di se stesse dopo la morte dei loro cari e dei loro cari appunto. È uno spettacolo che è andato in giro moltissimo, che è stato molto apprezzato. Abbiamo avuto come pubblico le vittime di mafia di Agende Rosse di Palermo e questa è la conclusione in bellezza per Catania, i ragazzi. Ecco, oggi siamo in Sala Papotto, in via Azzurria, e ci saranno altri spettacoli per i giovani. Grazie e buona giornata.